solidarietà ed aiuti anche da Agrigento. Oggi l'accensione del tripode. Il Papa lancia un appello per chi fugge dall'Ucraina. Manifestazione di pace a Messina. Musumeci preoccupato per la posizione strategica della Sicilia. Legambiente scrive le norme di comportamento per la Scala dei Turchi. Mariamico trova nuovi sversi fognari nel fiume Akragas. Italiani nel cuore, presentato il libro ad Agrigento sull'emigrazione giovanile con la prefazione di Sgarbi. Calcio, vittoria dell'Akragas. Basket, 17ª vittoria per la Fortitudo Volley. La SEAP chiude con un'altra sconfitta. Bentrovati, gentili telespettatori, al nostro appuntamento con l'informazione. Il popolo ucraino ha bisogno non solo di solidarietà, ma anche di accoglienza. L'agrigentino Beniamino Biondi, incaricato di reperire aiuti per i rifugiati. Il nostro direttore Arturo Cantella e Lello Casesa. Sono già 5 giorni di guerra vissuti nel cuore dell'Europa che ha stravolto dopo il Covid la nostra serenità. Giornate terribili che stiamo vivendo da casa, seguendo con ansia e preoccupazione le varie fasi del conflitto. Agghiacciante il suono delle sirene che annuncia possibili esplosioni e trasferimenti nei rifugi sotterranei, alla vigilia dei colloqui previsti già oggi in Bielorussia tra i rappresentanti di Kiev e Mosca. L'esercito russo ha annunciato che la popolazione di Kiev può lasciare liberamente la città, rivendicando la supremazia degli spazi aerei in tutta l'Ucraina. La guerra si incrocia naturalmente con la fuga delle migliaia di profughi ucraini in fuga verso l'Europa e dunque anche verso il nostro paese. Un primo autobus con una cinquantina di persone, donne e bambini ed uomini di cui un autista in fuga dalla guerra è giunto questa mattina al confine tra l'Italia e la Polonia. Dopo aver effettuato irregolari controlli di frontiera, la loro destinazione sarà verso amici e conoscenti, prevalentemente tra Brescia, Vicenza e Milano. Anche ad Agrigento è partita la macchina della solidarietà. Beniamino Biondi, operatore culturale ed ex assessore al Comune di Agrigento, ha ricevuto l'incarico di reperire in Sicilia medicine e posti letto per i rifugiati al momento fermi in Polonia. L'incarico, spiega Biondi, mi è stato dato per conto di un'associazione che promuove lo sviluppo delle relazioni fra l'Italia e l'Ucraina, di concerto con l'ambasciata ucraina di Roma. Nelle prossime ore sentirò l'Ordine dei Farmacisti e la Caritas, chiedendo loro aiuto e sostegno. Mi auguro, dichiara Biondi, che pure il sindaco di Agrigento, Francesco Micciche, possa dare un contributo di solidarietà al fine di comunicare formalmente la disponibilità di eventuali posti letto per famiglie e bambini. Per mia scelta escludo forme di accoglienza privata, ma prego tutti quelli che hanno contatti con enti e istituzioni di mettersi in contatto con me. Invito dunque anche i giornalisti e le testate della stampa a promuovere la notizia come dovuto. Siamo con Beniamino Biondi. Ricordiamo che tramite l'Accademia Belle Arti Michelangelo fu organizzata una mostra proprio con l'associazione di Leopoli dell'Ucraina qui ad Agrigento, un evento che vale la pena di ricordare. Beniamino. Sì, io da molti anni ormai ho dei rapporti intensi e frequenti con il mondo dell'arte ucraino e con il mondo della politica più avanzata, che ci ha consentito anche nel corso del tempo di organizzare una serie di iniziative, tra cui quella che è stata ricordata, una mostra espositiva di opere artistiche ucraine all'Accademia di Belle Arti, che ha ricevuto un bel riscontro di pubblico e alla quale sono stati presenti anche il rettore dell'Accademia Artistica e alcuni docenti. Questa situazione oggi, questo popolo martoriato, per certi aspetti anche vittima del proprio difficile passato, ripropone anche l'esigenza di dover civilmente occuparci dell'Ucraina, anche nelle sue forme più nobili, che sono appunto quelle artistiche, in un momento che comunque è assolutamente emergenziale e che dovrebbe anche prevedere la possibilità di comprendere meglio anche certe dinamiche storiche e geopolitiche che sicuramente possono anche a livello pubblico sviscerare meglio le dinamiche di questa terribile situazione. Però è arrivato nel frattempo un incarico da parte, diciamo, delle organizzazioni umanitarie, proprio ti hanno coinvolto. Ecco, se ci anticipi la notizia.
Sì, io in questi giorni ho tenuto molti contatti con amici che si trovano in Ucraina, mi hanno anche dato notizia sulla guerra, sul bombardamento, quindi hanno cercato anche di operare una corretta informazione su quello che sta avvenendo. Sono stato contattato dalla vicepresidente del MIUFI, che è un'importante associazione italiana che si occupa di rapporti appunto culturali e burocratici con l'Ucraina, per poter assumere il ruolo di referente per la Sicilia nel reperimento di farmaci, e in questo senso mi è stato distribuito un lunghissimo elenco di medicine che servono appunto per i militari, e nel reperimento di possibili posti letti. Proprio in queste ore contatterò gli enti di assistenza che si occupano di queste tematiche, mi riferisco soprattutto alla Caritas e anche l'Ordine dei Farmacisti, per poter comprendere se ci sono delle possibilità effettive di poter inviare questi materiali all'ambasciata ucraina di Roma, ed eventualmente anche poter accogliere dei bambini o delle famiglie in difficoltà qui ad Agrigento. Quindi se ci sono delle novità lanciamo un piccolo appello anche per questa situazione umanitaria. Sì, assolutamente, io sto raccogliendo la disponibilità di coloro i quali possono offrire dei posti letto. Ovviamente queste notizie saranno comunicate all'associazione, la quale poi le comunicherà all'ambasciata. Nel caso ovviamente di un bisogno, e noi ci auguriamo che questo non accada e che questa guerra cessi al più presto, eventualmente però sarà possibile anche dare accoglienza e ospitalità a persone che si trovano in difficoltà, insieme alla grande massa di profughi che in effetti in queste ore si stanno spostando verso la Polonia e più genericamente verso tutta l'Europa. Il sistema di difesa in Sicilia assume un ruolo strategico proprio per la posizione geografica come sbocco nel Mediterraneo. Abbiamo la base NATO di Sigonella e quella di Trapani Birgi. È normale che questo sistema di difesa sia stato di allerta già da diversi giorni. Queste le parole del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, intervenuto a Omnibus sulla 7 sul conflitto in Ucraina. La popolazione vive queste giornate con lo stesso stato d'animo in cui si vive in altre parti dell'Europa, ma solo in quello occidentale, ha detto Musumeci. Abbiamo il dovere di sperare che la diplomazia possa risolvere il conflitto in corso. Immaginare un conflitto significa pensare ad una sorta di terza guerra mondiale che non risparmierebbe niente e nessuno. Agrigento si mobilita nel nome della pace a sostegno del popolo ucraino che sta vivendo ore drammatiche. Oggi, lunedì 28 febbraio alle 17, in piazza antistante la chiesa San Nicola, un momento di preghiera e la significativa accensione del tripode dell'amicizia tra i popoli. L'iniziativa è organizzata da Paolo Cilona e sposata da Silvio Torregrossa insieme al Circolo PD di Agrigento. Papa Francesco all'Angelus ha lanciato un appello per chi fugge dall'Ucraina. Vediamo. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni siamo stati sconvolti da qualcosa di tragico, la guerra. Più volte abbiamo pregato perché non venisse imboccata questa strada. E non smettiamo di parlare, anzi supplichiamo Dio più intensamente. Per questo rinnovo a tutti l'invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la pace in Ucraina. Una giornata per stare vicino alle sofferenze del popolo ucraino, per sentirci tutti fratelli e implorare da Dio la fine della guerra. Chi fa la guerra dimentica l'umanità, non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta delle persone, ma mette davanti a tutto interessi da parte di potere. Si affida alla logica diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio, e si distanza dalla gente comune che vuole la pace, e che in ogni conflitto la gente comune è la vera vittima, che paga sulla propria pelle le follie della guerra. Penso agli anziani, a quanti in queste ore cercano rifugio, alle mamme in fuga con i loro bambini. Sono fratelli e sorelle per i quali è urgente aprire corridoi umanitari e che vanno accolti. Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina,
E non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia. Ripeto, tacciano le armi. Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza, perché chi ama la pace, come recita la Costituzione italiana, repudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E anche a Messina sventolano le bandiere della pace. Vediamo. Brava Ucraina! Stop Putin! Anche a Messina sventolano le bandiere della pace, centinaia di presenze in piazza Unione Europea, di fronte Palazzo Zanca per dire no alla guerra. L'iniziativa svoltasi nel fine settimana ha unito associazioni, politici e tanti cittadini, tra loro anche diversi componenti della comunità ucraina messinese. È chiaro che un atto di guerra è da condannare in ogni caso, a prescindere dal gioco delle parti. Esistono i vinti che sono i cittadini che in questo momento sono in guerra dopo anni in cui siamo abituati a vivere in Europa di pace. È chiaro che il nostro pensiero per la giornata di oggi va in particolare al popolo ucraino, ma in generale cerchiamo di non ricordarci anche tutte le altre guerre che magari in Europa non vengono sentite perché più lontane semplicemente. Per cui gli studenti come associazioni studentesche abbiamo aderito a questa giornata per schierarci apertamente contro la guerra, per una risoluzione che sia pacifica, a tutela soprattutto della popolazione. Penso sia assurdo che nel 2022 si parli ancora di guerra e si vedono queste immagini in TV come se veramente fosse un gioco da tavolo. E da giovane italiana, ma da giovane europea, non trovo altre parole se non assurdo, ed è veramente incredibile. E posso solo mostrare la mia vicinanza alle persone di origine ucraina che sono qui oggi, ma anche a persone a me vicine di origine ucraina. E veramente no alla guerra, ma sempre, per qualsiasi ragione no alla guerra e sì alla pace. Anche a Cabo d'Orlando si registrano adesioni alla giornata di preghiera e digiuno per la pace in Ucraina, voluta da Papa Francesco, prevista per il 2 marzo, in occasione del mercoledì delle ceneri. Infatti, il locale centro Sant'Oscar Romero, impegnato nell'ecumenismo e legato al movimento esperantista attraverso l'associazione Esperanto Nebrodi, al termine della Santa Messa delle Sacre Ceneri, prevista per le 18 presso la chiesa di Cristo Re, promuoverà la lettura di un'invocazione alla Madre di Dio di Pochaiv, particolarmente venerata dal popolo ucraino, perché possa cessare la guerra nel martoriato paese slavo. L'iniziativa è stata autorizzata dal parroco padre Nello Triscari, che guida la parrocchia Maria Santissima di Portosalvo nella cittadina tirrenica. Un invito a partecipare è stato formulato alla folta comunità ucraina che vive a Cabo d'Orlando e nei Nebrodi, oltre che a tutti coloro i quali amano la pace. Dal mondo dell'associazionismo laico parteciperà anche la FIAP della provincia di Messina, che esprime la propria adesione invitando tutti i credenti e i non credenti a recarsi in chiesa per manifestare il proprio sostegno all'Ucraina, vittima della violenta aggressione del regime di Putin. Nei giorni scorsi, il docente universitario Matasso, esponente della FIAP messinese, aveva espresso la propria netta condanna all'invasione russa, distinguendosi da quanti vogliono trovare nella crisi ucraina un ulteriore spunto per dare fiato a inveterate pulsioni anti-americane o anti-europeiste, presenti tanto nella destra sovranista e populista quanto in certi settori che si dicono di sinistra. L'Occidente, conclude Matasso, non sarà immune da alcuni rimproveri per le vicende pregresse, ma un tiranno aggressore ha sempre torto. Mercoledì 2 marzo alla Chiesa Cristo Re di Cabo d'Orlando facciamo sentire la nostra vicinanza alla democrazia ucraina e a tutti i suoi cittadini, credenti e non. E di un morto il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Catania in via Mario Rapisardi nel quartiere Enesima. La vittima, un giovane di 24 anni alla guida di uno scooter, si è scontrata per cause ancora da accertare con una Smart. L'impatto ha coinvolto anche un'auto dei carabinieri che stava percorrendo verso il viale a sirene spiegate per un intervento legato all'aggressione subita da un clochard. Durante la corsa la Gazzella
Stella impattato con una Smart. Nell'impatto l'auto dei carabinieri sarebbe finita anche contro lo scooter, centrando il 24enne e la passeggera in sella al mezzo, che è stata ricoverata all'ospedale Cannizzaro. L'auto dei militari è finita su altri mezzi che erano parcheggiati. Per il Centauro i soccorsi si sono rilevati inutili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, i sanitari del 118 e i vigili urbani per i rilievi. E sempre in provincia di Catania un incidente stradale ha provocato la morte di un uomo di 42 anni, Giovanni Laguzza, panettiere di Acereale, ma domiciliato a riposto. Lui, alla guida di una Fiat Punto, forse per elevata velocità, si è schiantato contro un muro. Il corpo è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo. I sanitari del 118, subito giunti sul posto, hanno solo constatato la morte. I rilievi stradali sono stati compiuti dai carabinieri di Giarre. Celebrata ieri sera una messa e una fiaccolata di preghiera per Antonio Cinquenni, 18enne di Montallegro, rimasto ferito gravemente in un brutto incidente stradale con lo scooter avvenuto nei pressi di Ribere. Il giovane è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia di Palermo e lotta tra la vita e la morte. A ufficiare la messa il parroco del piccolo paese dell'Agrigentino, padre Domenico Mangione. Presente anche il sindaco Giovanni Cirillo. Scala dei Turchi. Legambiente presenta delle norme a salvaguardia del bene. Il presidente della Commissione Ambiente dell'ARS, Giussi Savarino, dice sì a un tavolo tecnico. Il servizio di Francesco Milano. Delle norme comportamentali da applicare alla Scala dei Turchi di Realmonte. A proporre Legambiente Sicilia nell'ambito della campagna Risorse per Natura. L'associazione fa appello agli organi competenti affinché possano applicare queste regole già a partire dalla prossima stagione balneare. Nel decalogo, targato Legambiente, non illuminare artificialmente la falesia e non proiettare fasci luminosi su di essa, non cospargersi il corpo con fanghi derivanti dalla marna bianca, non impiegare trivelle o altri arnesi simili per il fissaggio di attrezzatura balneare e l'aspetto più importante è il divieto di accesso sul promontorio per evitare che il calpestio acceleri l'erosione della marna. Questi sono solo alcuni dei 20 comandamenti raccomandati dall'associazione ambientalista ed in particolare da Daniele Gucciardo, presidente del Circolo Rabatta Agrigento. Le proposte dell'associazione sono state condivise da Giussi Savarino, presidente della commissione ARS, che ha affermato di volersi impegnare per la creazione di un tavolo tecnico di coordinamento degli enti competenti in materia. Anche l'associazione ambientalista Mare Amico concorda con le proposte di Legambiente e della Savarino, ricordando sui suoi profili social che già nel 2014 Mare Amico aveva suggerito all'ex sindaco di Realmonte, Piero Puccio, delle indicazioni comportamentali che non sono molto diverse da quelle presentate da Legambiente. Ma sottolinea come il problema principale riguardi non tanto il proporre un manifesto comportamentale, quanto farlo rispettare attraverso un servizio di guardiania almeno nelle ore di luce. La Scala dei Turchi è ormai off limits da diversi anni e nonostante gli interventi di messa in sicurezza continua ad essere oggetto di frane. Ma quel che più fa rabbia agli abitanti del luogo è che recentemente ha dovuto anche subire un atto vandalico. Sicuramente anche i cittadini sperano in maggiori controlli, in una veloce risoluzione dell'iter di messa in sicurezza e nel lieto fine della querela burocratica giudiziaria che la vede contesa tra privato e proprietario e Comune di Realmonte. L'associazione ambientalista Mare Amico, che da sempre monitora lo stato di inquinamento del fiume Acragas e dell'antistante mare, ha scoperto 3 grossi scarichi fognari sul lato sinistro del fiume Acragas, a pochi metri dal mare di San Leone. Il coordinatore Claudio Lombardo spiega: uno dei 3 scarichi, posizionato proprio alle spalle dell'edificio della soprintendenza, drena un ingente quantitativo di liquami fognari provenienti dalla zona del villaggio Peruzzo. Questa situazione nell'anno 2022 non è più tollerabile e per tale motivo abbiamo segnalato quanto accade all'ARPA, ai Carabinieri e alla Procura di Agrigento per individuare i responsabili. Nell'ambito del monitoraggio che noi di solito effettuiamo nei fiumi agrigentini abbiamo riscontrato nel fiume Acragas ben 3 sversi abusivi di liquami. Uno era così cospicuo che ci fa pensare a qualcosa di ben organizzato e non il singolo cittadino che sversa le proprie acque nel fiume. Queste acque arrivano nel fiume Acragas e quindi nel mare di San Leone. Della cosa abbiamo notiziato sia la Procura della Repubblica di Agrigento che l'ARPA, che l'ASP, ma anche i Carabinieri. Ha vinto la linea a difesa dell'AICA e nel solco di questa scia Mimmo Guelli, sindaco di Santa Elisabetta, 2 settimane fa è stato eletto presidente dell'ATI, Assemblea Territoriale Idrica. Il nostro direttore Arturo Cantella.
e Mimmo Gueli, neopresidente dell'ambito territoriale idrico ottimale, cosiddetto ATI, eletto all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci lo scorso 16 febbraio. Dal CDA fanno parte anche Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago nella sua qualità di vicepresidente, Franco Miccichè, sindaco di Agrigento, Francesca Valenti di Sciacca, Vincenzo Corbo di Canicattì, Stefano Castellino di Palma di Montechiaro e Mirko Cinà di Bivona. Per Gueli si apre una nuova stagione importante anche per i tanti finanziamenti previsti sulle reti idriche, ma sono tante anche le criticità per poter andare avanti. Ho un incarico che sopraggiunge a consolidamento di un'esperienza portata avanti in questi anni assieme unitamente a tutto il Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo è stato all'unanimità confermato nel suo assetto e mi è stata data la possibilità da parte dei miei colleghi sindaci di rappresentarne la presidenza. Indubbiamente ci aspettano tempi difficili, un momento difficile da superare, ma l'orientamento nostro è quello di portare avanti l'attività di stabilizzazione che abbiamo iniziato in questi anni e rafforzare e consolidare tutto il lavoro a favore di AICA. Ecco, c'è chi dice che la gestione andrà verso il fallimento, insomma per via di tante problematiche finanziarie, chiaramente speriamo no. Le problematiche finanziarie evidentemente sono come dire, comprensibili in questa fase perché è mancata nella fase di avvio la finanziabilità. Vero è che la Regione ci ha dato la possibilità di usufruire di un'anticipazione che poi operativamente è venuta come dire, difficile portare avanti. Il passaggio per i comuni non è un passaggio semplice perché le risorse sono state messe a disposizione a valere sul Fondo per le autonomie locali. Il passaggio per i comuni si è rivelato alquanto difficile. Tante procedure sono incagliate per l'appunto nei consigli comunali e si sta cercando in una ricognizione puntuale di superare come dire, le asperità e le difficoltà anche singolarmente con un lavoro di raccordo che sta operando certamente AICA e anche noi come ATI faremo la nostra parte. Ecco, personalmente qual è il suo auspicio, Sindaco? Ma il mio auspicio è quello di continuare a insistere verso questa scelta che è una scelta storica per l'ambito agrigentino, unica realtà del meridione dell'intera nazione verso la gestione in forma pubblica dell'acqua. Noi la scelta la operammo già da diverso tempo, quella di andare verso una gestione pubblica con l'affidamento in house. L'ATI Agrigentina, i sindaci agrigentini sono come dire, un gruppo coeso che hanno optato già per una scelta in questa direzione, è stata ribadita poi con l'approvazione del piano d'ambito e oggi ci ritroviamo seppur in una fase di difficoltà ma con una scelta da come dire, perseguire anche perché è l'unica strada dalla quale non si può tornare indietro. Aragona si prepara alle elezioni amministrative in programma nel giugno prossimo e l'uscente sindaco Giuseppe Pendolino ha presentato ufficialmente la sua ricandidatura e il logo e il motto per le amministrative. Il futuro è insieme e al suo fianco i suoi assessori. Vediamo. Positivo il riscontro fatto dagli assessori della Giunta Comunale di Aragona, retta dal sindaco Giuseppe Pendolino, nel corso del consuntivo fatto della sua attività amministrativa e della riproposizione della sua candidatura anche per le prossime elezioni. Gli assessori Francesco Virone nella qualità di vice sindaco, Maria Grazia Licata come assessore sport, turismo e spettacolo, Mariella Sardo assessore al bilancio patrimonio e personale, Stefania Di Giacomo Pepe assessore servizi sociali e istruzione, si ritengono soddisfatti nonostante la situazione finanziaria si è presentata assai difficile per via del default e della crisi pandemica dovuta al Covid-19.
Sì, come ho detto appunto in conferenza stampa, tanto è stato fatto durante questi 5 anni, ma molto di più poteva essere fatto. Questo a causa appunto del dissesto finanziario che appunto ha ostacolato il nostro mandato. Ciò non vuole essere appunto un trincerarsi dietro dei pretesti o mettere le mani avanti, ma è soltanto un dato di fatto che non ci ha permesso comunque di portare a termine tanti di quei servizi e tanti di quei progetti e attività che il nostro programma elettorale poneva in essere. Ecco, poi l'avvento appunto della pandemia ha ulteriormente appunto compromesso tutte quelle che erano le attività e i servizi che potevano essere erogati. Fortunatamente si sta cercando di uscire dalla pandemia e soprattutto dall'impasse del dissesto finanziario, quindi ci auspichiamo nel più breve tempo possibile di ripartire e quindi poter garantire tutti quei servizi che sono stati soppressi, soprattutto in virtù appunto della nuova campagna elettorale, sinergicamente con coloro che appunto si uniranno a noi, di rielaborare un programma che sia consono appunto alla nostra comunità. Difficile perché comunque la normativa del bilancio non è una normativa facile da interpretare, siamo stati aiutati tantissimo anche dal nostro segretario comunale, però sì, auspichiamo comunque di uscire al più presto, quindi speriamo di rispondere brevemente e velocemente a questi rilievi in modo tale che la nostra ipotesi di bilancio arrivi alla conclusione dell'iter, quindi che venga approvata e da lì possiamo avere una nuova ripartenza, perché anche se, insomma, come ha benissimo illustrato il sindaco, il vice sindaco e gli altri assessori, siamo riusciti ad andare avanti. Con i finanziamenti esterni però siamo riusciti comunque a dare un impulso alla nostra azione amministrativa. Allora, devo dire che avere questa delega in un periodo così particolare qual è stato quello della pandemia non è stato facile sotto diversi punti di vista, perché fare politica in un periodo di pandemia e amministrare quindi il bene comune non è stato facile, ma al di là abbiamo cercato di salvaguardare la tutela dei cittadini, anche se un obiettivo di fondamentale importanza è stato raggiunto, è stato preso un progetto, ottenuto il finanziamento, portato a termine, che è quella del campo sportivo. Il campo sportivo che ha segnato la ripresa per gli aragonesi, non solo dal punto di vista dell'attività sportiva vera e propria, in quanto ci sono 9 squadre, ragazzi che si allenano di tutte le età sia maschile che femminile, ma questo ha riportato a una riapertura, perché ormai è diventato un centro di aggregazione che vede, specialmente con le squadre che abbiamo alle provinciali, con un campionato appunto che siamo tra i primi in classifica, raggiunto dei traguardi positivi. Questi ragazzi sono l'orgoglio anche nostro, della nostra comunità, in quanto ha permesso il ritorno di tutte le famiglie la domenica al campo sportivo. Noi in questi anni abbiamo fatto il riequilibrio di bilancio, che questo è stato un dramma per la nostra collettività. Nonostante ciò, molti servizi li abbiamo dovuti garantire e nello stesso tempo abbiamo messo a disposizione delle somme del nostro bilancio per poter assumere quegli impegni che avevamo preso con il territorio di Aragona, e nella fattispecie l'impegno è stato preso per quanto riguarda la realizzazione della fogna di Caldare. Molte altre opere non finanziate con il bilancio comunale abbiamo preso delle iniziative a carattere regionale e molti finanziamenti sono stati raggiunti per fortuna, e molte opere pubbliche si stanno realizzando e molti cantieri sono in corso d'opera per dare quelle risposte necessarie all'intera collettività. Il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, interviene sul PNRR. Vediamo. Un incontro si è svolto ad Aragona tra i sindaci dei comuni di Aragona, Grotte, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e Ioppolo Giancaxio. Il fine è stato quello di programmare un CNCR, centro di raccolta intercomunale, per incrementare la raccolta differenziata, disincentivando l'abbandono abusivo dei rifiuti sui territori comunali, grazie ai fondi del PNRR. Oggi vi è un incontro fra diversi sindaci della zona, in particolare Grotte, Santa Elisabetta, Aragona, Sant'Angelo Muxaro e Ioppolo, per
fare squadra, per fare rete e quindi costituire un gruppo, un network che ci consentirà di partecipare a dei bandi che sono previsti nel caso specifico dall'ultima legge di stabilità, che prevede la necessaria unione, la necessaria collaborazione fra più comuni per arrivare a quei requisiti minimi che ci consentiranno appunto di richiedere dei finanziamenti particolari. Quindi l'incontro di oggi è finalizzato proprio a questo, a definire quello che è il perimetro del progetto che intendiamo presentare. È un'occasione unica e ripetibile quella che stiamo avendo in questi tempi. Sono diverse le risorse appunto che sono state messe a disposizione, ma l'utilizzo di queste risorse prevede molto spesso appunto la necessità di fare rete, quindi è fondamentale che i comuni cominciano a lavorare insieme in maniera associata al fine appunto di trovare quell'economia anche in termini di progettazione che ci consentono appunto di utilizzare tutte queste risorse. I carabinieri della compagnia di Miss Mary, insieme ai colleghi dello squadrone carabinieri eliportato cacciatori di Sicilia, nell'ambito di controlli finalizzati alla repressione dei reati in materia di armi e controllo del patrimonio, hanno arrestato 3 persone del luogo, un 44enne e 2 donne di 42 e 61 anni, ritenute responsabili a vario titolo di detenzione abusiva di armi e munizionamento clandestino e anche di furto di energia elettrica. Nel corso delle perquisizioni operate a Misilmeri, nelle abitazioni degli arrestati, i militari hanno trovato un fucile calibro 12 con matricola a brasa, una carabina calibro 4.5, un fucile calibro 9 Beretta, 2 pistole modificate con canna perforata e prive di tappo rosso, una rivoltella calibro 22, una pistola semiautomatica calibro 7,65, un silenziatore e circa 300 munizioni di vario calibro. Le armi trovate e sequestrate saranno inviate al RIS dei Carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche per verificare se siano state impiegate per la commissione di altri delitti. Contestualmente è stato arrestato per furto di energia elettrica un misilmerese di 39 anni. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, che ha disposto per i 3 accusati in materia di armi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Non si ferma all'Alta, intimato dai carabinieri della compagnia di Agrigento, e fuggono in sella ad uno scooter risultato rubato qualche giorno prima. È successo nel quartiere Villa Seta di Agrigento, dove 2 persone, un 32enne e un 18enne, sono stati rintracciati e denunciati per il reato di ricettazione in concorso. Per entrambi è scattata anche una sanzione per essere fuggiti al posto di blocco. Il fatto è avvenuto durante la sera, quando i militari dell'Arma hanno notato i 2 soggetti a bordo di uno scooter 125 senza targa. Hanno deciso così di fermarli, ma i 2 agrigentini, alla vista della paletta, hanno accelerato e cercato di seminare i carabinieri. Fuga che è finita in via della Concordia, dove hanno abbandonato il mezzo a 2 ruote e hanno proseguito a piedi. Al termine di una veloce attività investigativa, i militari hanno individuato i 2 responsabili. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Italiani nel cuore, presentato il libro sull'emigrazione giovanile di Giuseppe Arnone, presente il deputato nazionale e critico d'arte Vittorio Sgarbi, che ha curato la prefazione. Vediamo. Presentato sabato scorso presso la sede del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, la nuova pubblicazione fatta da Giuseppe Arnone, Italiani nel cuore, un racconto e un'esperienza fatta dallo stesso in occasione della sua candidatura alle elezioni europee nella circoscrizione Esteri, raccontando quelle esperienze che ha fatto nel corso degli incontri avuti con le comunità di italiani all'estero e analizzando anche il fenomeno dell'emigrazione giovanile. Alla presentazione era presente lo scrittore e parlamentare Vittorio Sgarbi, che ha presentato il suo ultimo compendio, il libro Raffaello, e ne ha curato anche la prefazione il presidente del Consorzio Universitario Nenè Mangiacavallo. Il libro nasce come esperienza vissuta all'estero durante la mia competizione, la partecipazione alla competizione elettorale del 2018 alla Camera dei Deputati. Gli italiani all'estero hanno una legge che gli consente di votare per corrispondenza. Sono stato all'estero, nel Collegio Europa, si eleggono 4 deputati e 2 senatori, ho fatto un bel risultato prima delle elezioni del centrodestra e abbiamo così ragionato, vissuto insieme agli italiani all'estero questa esperienza che è stata esilarante, impegnativa, ma piena di grandi risvolti
di amicizia. Appunto il libro Italiani del Cuore nasce da questa accoglienza che mi hanno riservato. Sono rimasti nel mio cuore e oggi ci ripresentiamo sul proscenio europeo in virtù del fatto che noi gireremo l'Europa anche con il professore Sgarbi in alcune tappe, dalla Romania al Belgio alla Germania a Bruxelles, per presentare questo libro che è il condensato di un'esperienza ma soprattutto di una proposta, è un manifesto politico. Desideriamo far ritornare gli italiani dall'estero in Italia affinché si possa recuperare i 2 punti di PIL che si perdono ogni anno rispetto a quello che producono gli italiani all'estero, e soprattutto il ritorno degli anziani per svernare il turismo nativo, tutta una serie di attività propedeutiche per fare delle norme, della legislazione adeguata per il ritorno di questi nostri connazionali. È una buona occasione, si ricomincia a vivere. Io ho ripreso a fare spettacoli a teatro e presentazioni di libri. L'idea ha l'onore di venire ad Agrigento, tornando in Sicilia dopo tanto tempo, oltre che per le misure di limitazione dei movimenti per il Covid, anche perché ho finito il mio mandato di assessore nel 2018 e quindi ho vissuto un'esperienza diversa. Adesso si ricomincia con le prossime regionali e con il sindaco di Palermo probabilmente a trovare qualche ulteriore accordo e possibilità di continuare attività in Sicilia. Quindi questa nell'ambito delle più semplici, che sono presentazioni di libri, è comunque la ripresa di una consuetudine che per qualunque scrittore italiano vede la Sicilia come un luogo di grande importanza. Il pubblico d'altra parte è curioso e desideroso, quindi sia all'interno delle istituzioni sia fuori dalle istituzioni io credo che si possa dare qualcosa di utile e un contributo importante per la Sicilia attraverso le parole, la dialettica, il racconto di esperienze, quindi quello che farò oggi. Una tua riflessione su quanto sta accadendo in Russia e Ucraina, la guerra? Ma non mi sembra una grande guerra, nel senso che è sicuramente una guerra perché si muovono delle armi e la Russia mostra il suo potere e la sua potenza, che però è tale che, come diceva oggi il Foglio, non si può resistere con la fionda, quindi credo che finirà abbastanza presto. Non immagino che ci sia una contrapposizione fra 2 eserciti. L'Ucraina ha un esercito molto limitato nella possibilità di contrapposizione, quindi credo che troveranno un accordo e che finirà presto. Non credo che sarà uno stillicidio come è avvenuto in altri luoghi, dal Vietnam all'Afghanistan. Però stiamo a vedere, insomma, siamo alla finestra. Sì, è l'ennesima manifestazione della nostra attenzione, del nostro interesse per il fermento culturale che c'è in provincia di Agrigento. Noi abbiamo il sacrosanto dovere di assecondare questa richiesta di impegno, abbiamo il dovere di assicurare la nostra presenza in questi momenti di crescita non solo culturale ma anche sociale della nostra provincia. La nostra attività ferve quotidianamente, abbiamo accanto a queste manifestazioni che sponsorizziamo, che patrociniamo, una serie di progetti di crescita culturale e ci avviciniamo sempre di più a questo famoso impegno che condivideremo con le altre istituzioni agrigentine per candidare Agrigento a capitale italiana della cultura. Il libro Mio fratello, la vita rivoluzionaria di Peppino Impastato. Vediamo. È un libro diverso da tutti gli altri che io ho scritto, di analisi, di biografie su Peppino, ma non soltanto io, ma anche tanti altri. Non vuole togliere nulla a tutto quello che è stato scritto e ben vengano altri libri. Qualcosa me la volevo tenere con me, perché mettere in pubblico il proprio privato è difficile e io ne ho sofferto un po' di questo, fino al punto che poi sono entrato in crisi e ho deciso che di Peppino si deve sapere tutto. In questa storia viene fuori un messaggio soprattutto educativo. Quando eravamo piccoli, per esempio, sono nato perché è morto un mio fratello che si chiamava Giovanni con una sospetta meningite e in quel periodo Peppino, prima che io nascessi, viene allontanato da casa per paura del contagio. Affidato, fratello e sorello di mia madre, Peppino rimane affidato a questo zio che ha avuto una funzione educativa importante, che non gli piaceva molto la mafia, non la contrastava, non la lottava perché non poteva. Ha educato Peppino
in un certo modo, in un preciso modo. Tutti mi dicevano che avevo un fratello, però io sentivo la mancanza perché ci vedevamo ogni tanto quando lo zio qualche volta veniva a mangiare. Ho trovato un tesoro vero e proprio. Guardavo questo ragazzo perché aveva 5 anni in più rispetto a me e 5 anni in quella fase generazionale sono proprio tanti. Abbiamo iniziato a vivere assieme, Peppino mi metteva in allarme per capire quello che stava succedendo all'interno della famiglia, perché la nostra era una famiglia di origine mafiosa. Un impatto forte, e poi inizia così, diciamo, il libro, è stato il tradimento di mio padre. Viene scoperto sul letto della sua amante, viene inseguito per le strade del paese, si presenta davanti casa di mamma, che mamma gli apre e lo vede ridotto in mutande perché non ha avuto il tempo di vestirsi. Nostra madre si rivolge a lui in questo modo: ma come, tu parli di onore, parli di famiglia, parli di rispetto e ti riduce in questo modo. Ecco, da quel momento in poi abbiamo capito che qualcosa non andava, che dovevamo cercare sempre di scoprire. Tutta una serie di collusioni, di connivenze, di compromessi, di ritardi. Tutto questo non ha fatto altro che aumentare sempre di più la forza della mafia, la potenza della mafia, ma soprattutto la cultura mafiosa. La mafia non è solo un problema di ordine pubblico repressivo, ma è un problema sociale e culturale. Ecco, benvengano tanti libri, benvengano tanti lavori letterari, anche il film I 100 Passi è stato fondamentale, anche le canzoni hanno contribuito pure ad aumentare sempre di più e a mantenere viva la memoria di Peppino. Una grande storia di dignità, veramente, che io ne vado orgoglioso, perché nel mio piccolo, così come i suoi compagni, così come i suoi amici, persone che non lo hanno conosciuto, abbiamo dato diciamo quel contributo per mantenere viva la sua memoria, e non è stato facile in tempi diversi, quando i nostri nemici non erano pure i mafiosi, ma erano pure lo Stato, le istituzioni che rimavano contro di noi. Ecco, questa storia è rimasta viva grazie pure a mia madre. Mia madre ha avuto un ruolo determinante. Se noi qui siamo a Casa Memoria, possiamo dire che è stata lei a volere Casa Memoria, è stata lei che ha dato il suo contributo. Adesso lo sport, partiamo dal calcio, eccellenza, tutti i risultati e la classifica con Carmelo Lentini. Gara nervosa e molto fisica, quella vista tra Casteltermini ed Akragas, con la compagine di Tevde che non ha avuto grandi difficoltà di imporre il proprio gioco. Di contro i padroni di casa, che hanno sofferto parecchio il pressing degli agrigentini, che al 24esimo si portavano in vantaggio con Finessi. Piuca serve un assist al volo per la corrente Finessi, che con un tocco morbido supera il portiere del Casteltermini in uscita. Ad inizio del secondo tempo arriva il raddoppio dell'argentino Pasivic con assist di Prestia, che insieme a Finessi porta a 3 le reti personali stagionali. Poi si susseguono alcuni scontri in campo e gara che viene sospesa per alcuni minuti, e con l'arbitro che tira fuori un paio di cartellini rossi per la Cragantino Piuca e il Granata Silla. Si va verso un robusto recupero e su un cross in area castelterminese al 93esimo l'argentino Lama insacca il tris. Punizione cross di Giovanni Taormina e colpo di testa vincente appunto dell'argentino Lama. Grazie a questo successo l'Akragas si porta a un solo punto dalla seconda posizione detenuta dal Don Carlo Misilmeri, oggi sconfitto in casa dal Canicattì. Senza la penalizzazione l'Akragas si sarebbe trovata a pari punti e al secondo posto. Per quanto riguarda invece gli altri incontri, grande vittoria esterna del Canicattì di Tillo Bonfatto, che con grande scioltezza si è imposta fuori casa con il Don Carlo, con un risultato che non ammette giustificazione, 1-0-4 che legittima la posizione di testa della compagine biancorossa, che si accinge a tagliare il traguardo della promozione in Serie D. Le reti del Canicattì portano la firma di Iezze, una doppietta, Gouillet e Garufo.
Indirettamente ne beneficia l'Akragas, che appunto vincendo a Casteltermini per 0-3 si pone a un solo punto dal secondo posto. Quello visto dal Lombardo è stata una squadra biancazzurra combattiva, concentrata al massimo, che ha rinduzzato gli attacchi dei giovani calciatori castelminesi. Le reti portano la firma degli ultimi arrivati, e cioè Finesse, Passivic e Lama. All'inseguendo dell'Akragas resiste la Pro Favara, che con una rete di Peppe Fallea supera il grintoso Oratorio Marineo e rafforza la quarta posizione. Unitas Sciacca, che perde sul campo 2-1 con il Mazzara, ma sul risultato non omologato pende la mano del giudice sportivo per un'aggressione subita dal tecnico saccense da parte di un tifoso prima del fischio iniziale. Ma vediamo quali sono stati i risultati delle altre gare. Castellammare Parmonval 1-2, Casteltermini Akragas 0-3, Don Carlo Misilmerica Nicatì 0-4, Marsala Nissa 2-4, Mazzara Sciacca 2-1 con il punto interrogativo, perché probabilmente il giudice sportivo adotterà la sconfitta a tavolino per il Mazzara. Lenna ha vinto a Monreale per 3-2 e poi il Pro Favara ha vinto con il Marineo 1-0, mentre la Mazzarese è passata nell'anticipo di sabato a Palermo con il Cussi per 3-0. Alfonso Cipolla, vittoria bella e convincente dell'Akragas contro il Casteltermini, adesso il secondo posto è a un solo punto. Sì, l'importante era dare continuità ai risultati che stiamo avendo in queste ultime partite. C'è ancora da migliorare molto, stiamo cercando di farlo partita dopo partita, però come dicevo era importante vincere e pensare appunto partita dopo partita, e ci prepareremo per domenica per il Castellammare. Tante le assenze oggi in casa Akragas per un'influenza collettiva, che gara è stata? Sì, sapevamo che c'erano delle assenze, però non volevamo trovare alibi. Tutti i ragazzi che sono stati impegnati oggi dal mister hanno dato il massimo e va bene così. Ancora calcio, Serie D e prima categoria. Carmelo Lentini. In Serie D un gol di Guier all'83esimo è bastato a Licata per superare 1-0 il Paternò, e questo gli consente di rimanere all'8° posto in una zona abbastanza tranquilla di classifica generale. In promozione girone A, battuta d'arresto per Raffadali, che dopo una gara molto gagliarda perde di misura sul campo di Casteldaccia. Purtroppo questa sconfitta costa cara e il club raffadalese scende al 5° posto in classifica generale, superato sia dalla Folgore che dal Ganci. Finalmente invece è arrivata la vittoria per il Camarat di Mimo Bellomo, che supera il Villabate 3-0 con le reti di Curaba, Cosimo Panepinto e Messina. In prima categoria, girone B, l'unica agrigentina vittoriosa in questa giornata è stata l'Atletico Favara, che ha espugnato per 0-1 il campo della Sommatinese grazie al gol di Fanara. Si inceppa tra le mura amiche l'Empedoclina, che non è riuscita a superare la compagine ospite dello Sporting Termini. 0-0 il risultato finale. Per la gara invece ricca di reti a Ravanusa tra i locali e il Gemini. 3-3 finale con reti di Sanni, Merlo e Giassei per Ravanusa e Petruzzella, Mangiapanne e Messineo per il Gemini. In classifica generale la compagine di Renato Maggio rimane in seconda posizione, ma il Bagheria si è portato ad un solo punto di distacco. Si fa sotto l'Atletico Favara, che adesso si ritrova a 2 punti dalla seconda posizione, mentre l'Empedoclina è in zona apparentemente tranquilla, mentre Ravanusa si trova in terzultima posizione.
Basket, Serie B, la Fortitudo Moncada Agrigento ha conquistato la 17ª vittoria consecutiva vincendo contro Monopoli 68-52. Prossimo appuntamento la trasferta insidiosa ad Avellino. L'allenatore Michele Catalani commenta: non dobbiamo sottovalutare nessuno, non dobbiamo permettere di rientrare agli avversari o abbassare l'intensità, perché poi in match più complicati lo paghiamo. Cerchiamo di non guardare la classifica e prima di pensare alla Coppa Italia dobbiamo stare molto attenti alla trasferta di Avellino. Vengono da un periodo negativo e cercheranno i punti a tutti i costi. Adesso la pallavolo femminile, Serie 2, la SEAP Dallicardillo Aragona è stata sconfitta 3-0 a Sant'Elia, Fiume Rapido, in provincia di Frosinone nel Lazio. La formazione giallo-blu, grazie ai 3 punti, scavalca l'Aragona in fondo alla classifica e si piazza al terzultimo posto. La SEAP Dallicardillo Aragona conclude con 14 punti la regular season e domenica prossima osserverà il turno di riposo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.